Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima in diretta del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Giovanni Montenero, fotografo, fotoreporter e anche personalmente mio amico. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Allora, già che ci siamo, incominciamo questo nostro incontro con una riflessione più che con un ricordo di Oliviero Toscani, no? Morto 2 giorni fa, certamente un grande comunicatore, tu dici prima che un grande fotografo. Direi che lui proprio non era fotografo, cioè lui comprava le fotografie e ne faceva un uso per attirare le persone. Lui era sì di famiglia di fotografo, suo padre Felice Toscani era un grande fotoreporter di Milano al Corriere della Sera. Dopo lui ha capito che vendendo fotografie non era che sarebbe diventato famoso e ha capito che bisogna fare lo scoop Provocazioni anche. Le provocazioni, esattamente. E io l'ho conosciuto nel 79, perché a Venezia nel 79 hanno fatto tutta la biennale dedicata alla fotografia e sono andato a vedere, perché il fratello del mio compagno di banco, Fulvio Gorani, operatore di ripresa poi alla RAI, era andato a vedere, partecipava al seminario di Oliviero Toscani e mi ha detto vieni a vedere anche tu, e sono stato là una giornata a vedere Oliviero Toscani. Lui indubbiamente aveva la conoscenza tecnica, però dopo era bravo, faceva le foto di moda in maniera straordinaria, ma la cosa che lui comprava le fotografie dei malati di AIDS che stavano morendo e le sbatteva in cartelloni giganteschi, e questo la gente si fermava e comprava le magliette Benetton. Ecco, posso dare io sono un grande estimatore della Tommy Hilfiger. La Tommy Hilfiger da tempi inenarrabili, non esisteva ancora in Italia. Questo Tommy Hilfiger ha tentato di fare una cosa del genere, però ha commesso un grave errore. Cioè lui ha fatto usare le sue collezioni a dei poveri ragazzi down, sperando, e fallimento totale della campagna. Quindi bisogna mostrare il signor che muore, come nel film La casa delle finestre che ridono, sì, di Pupi Avati, che siccome Umberto è il più grande esperto di cinema triestino, e quindi è il morto che richiama, non di prodotto, insomma. E invece la gente guarda il morto e dopo, a proposito di morto, scusa Umberto se interrompo, io sono qui per ricordare, perché il 17 gennaio dell'anno scorso è morto mio padre e io, che ero ospite gentilmente di Umberto con mio padre, credo abbiamo divertito anche un po' i telespettatori. No, sto facendo una cosa... Ecco, volevo arrivare anche a questo, ci arrivavo io per dire ma io... No, nel senso che c'è un progetto, diciamo così, che collega in qualche modo tuo papà Giulio Montenero con Miela Reina. Reina, scusami. No, allora, mio padre era grande amico della Miela Reina, io da ragazzino frequentavano Arte Viva, che era questa associazione culturale con Nino Perizzi, Enzo Conio, Semerani, e la Miela Reina aveva fatto una cosa simpaticissima, 2 pupotti di cartone da ritagliare. Noi li abbiamo dalla regia, quando volete potete anche farli 2 pupotti da ritagliare. Questi pupotti, ovviamente essendo di cartone, si distruggevano rapidamente, e mio padre, dopo un poco che si era distrutto, ha chiesto alla Miela, ne aveva fatto 20 copie, quindi pochissime,
E gli ha detto: Miela, dammi ancora uno che me lo tengo a casa, e lo abbiamo a casa attaccato al muro. Allora io è molti anni che tormentavo mio padre e anche la nipote della Miela, che casualmente era venuta 2 giorni prima che mio padre andasse a Catinara a parlare con mio padre. È stata 2 ore, una scena, guardate, peccato che non ho registrato, bellissimo questi 2, che mio padre che le racconta della Miela, favoloso. E comunque, tornando ai pupotti, io adesso ne ho fatto copie dei pupotti e voglio farli ingrandire e fare 2 statue della Miela, della donna che in 2 pezzi e il paracadutista, si chiamano questi 2 pupotti, e farli a grandezza d'uomo. Ho parlato con la fondazione che finanzi questa cosa, vedete che cosa meravigliosa della Miela, perché Gillo Dorfles ha detto che è la più grande artista del dopoguerra a Trieste, e fare 2 statue, una il paracadutista e una la donna in 2 pezzi, sarebbe bello. Ma dicevi, non è così semplice. No, perché una cosa è fare un pupotto grande così, che è, devo dire, Gillo Dorfles, che io frequentavo i suoi corsi, diceva che non si deve mai modificare le misure dell'opera d'arte. È una violenza, indubbiamente. Sì. Ma tutto è violenza. Oliviero Toscani faceva violenza di uno povero che stava morendo di AIDS. Io mi limito a violentare un cartoncino e volerlo fare più grande. Ecco, questa è la donna in 2 pezzi, come in cartoncino. Io vorrei trasformarla in una statua ad altezza d'uomo. E non è così facile. Io sono andato da uno scenografo, mio amico del teatro sloveno, e anche lui mi ha detto: guarda, non è facile. Avrei pensato che non fosse così difficile. No, cambiare le misure e il materiale, perché non si può farlo in cartoncino. Sì, devi. Ecco, Kravos mi diceva di farlo in lamierino, insomma. Perché poi qui bisognerebbe anche certamente rispettare i colori. Questo è la cosa più semplice, perché dopo va attaccato. Sì, ho capito. Pensavo con la stampante 3D, non so. Ecco, se qualcuno ha qualche idea, sono a disposizione. Allora, poi dopo devo correre un attimo perché... Scusate, ma in realtà, oltre che per salutare mio padre, siamo qua perché io ogni anno vengo qua a tormentare gli ascoltatori di Tele4 con i miei 2 calendari, il Mola Audace e quello allora, qui intanto abbiamo, prima dei calendari, c'è questa foto che mi segnalavi prima. Questa foto l'ho fatta l'altra settimana e non è nel calendario, ed è la prima volta, mi è successo 3 volte in 2 giorni di seguito, che il cavallo mi fa una smorfia. E io non avevo mai visto i cavalli fare delle smorfie. Ma qui devi essere stato anche rapidissimo nel... piuttosto divertentissimo. E mi sono informato dal mio amico Guido Rumiz, fratello del famoso, che è veterinario, e mi diceva che forse è l'odore, perché io ero lì con la mia cagnetta Bella e forse voleva segnalare alla Bella di non avvicinarsi? Di non avvicinarsi, chissà. Allora, poi abbiamo anche le immagini del calendario. Questa è una caricatura. Chi te l'ha fatta, tra l'altro? Questo è un mio compagno di scuola, famosissimo all'estero, Franco Valussi, che è stato disegnatore della Walt Disney e poi diventato disegnatore del merchandising della Walt Disney, e mi ha fatto come un personaggio molto simpatico. È un gigante, Franco. Allora, vediamo invece se possiamo proprio le immagini del calendario. Eccolo qua, così potremo anche vederle insieme. Ecco. Questo, a che numero di calendari di cavalli siamo arrivati? Il terzo anno. Ok. Ecco, questi cavalli sono cavalli liberi, non che fanno il circo del dressage,
costretti, sono solo, difatti al maneggio mi hanno detto ma sono tutti sporchi e per forza liberi, i cavalli corrono e si rotolano, è una roba straordinaria. Io invito i triestini ad andare a vedere, perché si può passeggiare ormai non più liberamente, ma insomma e vedere come li fotografo io, li può vedere chiunque. E tu vai là semplicemente, non è che ti apposti... Beh sì, un poco seguo, devo dire qualche volta il fischio per richiamare l'attenzione, ma minime cose. E poi anche qua, Giovanni, devi sceglierne 12. Ma soprattutto io faccio tutto, vedete, in leggero controluce, in modo che sia più di rilievo, e non è facile. Poi in tutte le stagioni, adesso sto aspettando la neve, è anni che non viene la neve all'Ipiza. Io una volta, quando lavoravo al Piccolo, andavo quasi, sempre all'Ipiza a fotografare, era il posto più nevoso della città, della zona. Non viene più neve. E allora, poi dopo qua... Ecco lì il cavallo che si rotola, ma guardate che simpatico. È una roba straordinaria. Questo è veramente... Ma ecco, però... E continuamente loro fanno questo, perché il loro modo... Anche questo non è male. Questa è una citazione della Pino Silvestri Vidal. Che tra l'altro mi sembra che il copywriter di quella pubblicità fosse delle parti nostre. Non so, ma la ditta era di Mestre. Mi pare che il copywriter fosse un grafico e comunque delle parti nostre. Io ho visto quel cavallo molti anni fa, sono andato per il Piccolo a fotografarlo con Bruno Lubis, che era un grande esperto di cavalli, ed è stato un esperto. Ecco, lo trattavano come una vecchia attrice, era il ridotto malissimo, ma trattato come un grande attore in decadenza. C'è una cosa molto, molto bella. Il rispetto. C'è una cosa molto bella che fece, lo dico così, insomma, Tony Curtis, l'attore americano. Sì, lui aveva una grande tenuta nei pressi di Las Vegas e lui accoglieva i cavalli utilizzati dai film, cavalli che ormai non venivano più utilizzati, che stavano male, e dava loro un... Ce n'è una cosa del genere anche vicino Firenze. Ecco. Dei miei amici molto naturalisti e vegani mi hanno detto: vieni la prossima volta che vieni a Firenze, devi venire a vedere così fai foto anche là. No, vabbè, insomma. Ecco. E poi c'è questo, abbiamo ancora 2 minuti scarsi, c'è anche, di quello non abbiamo le immagini, però abbiamo qui come dire, il calendario del Molo Audace. Il calendario del Molo Audace. Anche lì c'è una sorta di, come dire, di storia dietro, no? Perché tu ti apposti sempre nello stesso luogo. Sono 40 anni e dentro c'è la fotografia di 40 anni fa, che è una cosa fatta in diapositiva, ovviamente non in digitale. In che mese? Così la facciamo vedere, se ti ricordi. Ancora uno. Le Alpi, eccola. Questa qua. 40 anni fa, diapositiva di 40 anni fa. E non l'avevi mai... Io sono un po' disordinato e questo è noto, e anzi ho un appello per il mio archivio che vorrei donare alla comunità triestina, perché credo di avere veramente delle foto storiche straordinarie. Anche di una macchina del vento a San Giusto, ma questo è un altro discorso. Il capo della CIA nel nord Italia, questo è già più... sulle rive. Non c'è un signore, un tertiner, che era il capo, l'ho fotografato ufficialmente, non di nascosto. Ma questo è il grande segreto di quelli là, no? Che più sono, come dire, più si mascherano nella folla, questo è il segreto. Questo era un signor che io ho fotografato perché c'era un referente al Piccolo. Ecco. Senti, questi calendari non sono in vendita. Non sono in vendita. Se avrò, dopo il successo della trasmissione di Umberto, una enorme richiesta, magari andate dal mio collega Fabio Parenzan Visual Art e gli dite: mi
procura il calendario di Montenero dei Cavalli o del Molo Audace, io ne farò una ristampa. Ultima domanda, Giovanni, so che è una domanda stupida, però le domande stupide delle volte aiutano anche a chiudere C'è una foto a cui tu per una ragione o per l'altra sei più affezionato, o un soggetto a cui tu per una ragione o per l'altra sei più affezionato? Questo del Molo Audace, il Molo Audace. Il Molo Audace, perché molte persone vanno in Thailandia per vedere, basta andare sulle rive, viviamo nella più bella città del mondo e basta guardarla e gustarla. Una di quelle foto è un cielo limpido al mattino, è diventato tutto giallo, perché all'improvviso è sorto il sole, ha illuminato le nuvole e... Forse questa? No, ma comunque io giuro, guardando quella foto, prima. Scusate, anche questa è fatta l'anno scorso, con un diluvio improvviso, uscivo dal mio lavoro in regione, è venuto... Io sono pensionato adesso, ma... inutile dirlo, insomma. È una cosa straordinaria, che non avrei potuto fare in pellicola, ma solo in digitale. Giovanni, grazie per essere stato con noi. Grazie, scusatemi se vi ho tediato. Ma nessun problema. Noi ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Istituire delle zone rosse in alcune aree di Trieste come quella di Largo Barriera per contrastare i fenomeni di violenza è quanto annunciato stamani alla nostra emittente dal sindaco Roberto Di Piazza. Io penso alla zona rossa, farò delle zone rosse in città dove naturalmente ci saranno delle attenzioni particolari. I controlli rafforzati su disposizione della questura qui nella zona di Largo Barriera, come potete vedere dalla camionetta e dalla volante, sono già scattati, ma il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, come avete sentito dall'intervista, insieme al prefetto Signoriello, pensano a delle zone rosse speciali in diversi punti della città. Qui in Largo Barriera ovviamente l'attenzione è alta dopo il caso della rapina a 2 triestini e dopo la rissa fra cittadini stranieri, afghani e pakistani, collegate a questioni di droga, una sorta di regolamento di conti per cui sono scattate ben 7 denunce. Cosa sono le zone rosse? Beh, sono i nuovi provvedimenti del Viminale che abbiamo visto già applicati in occasione del Capodanno in piazza nelle varie città italiane, con orari specifici per la chiusura dei locali, questioni collegate alla impossibilità di utilizzare il vetro, per esempio, per le bevande alcoliche, piuttosto che ovviamente un rafforzamento specifico dei controlli di sicurezza con misure speciali che verranno spiegate nel dettaglio quando verranno effettivamente istituite. Stiamo studiando con Sua Eccellenza il Prefetto delle cose particolari, anche perché Trieste non è come Milano, come Firenze, come altre città. Ci sono questi banditi, chiamiamoli più o meno minorenni, ma comunque stiamo pensando a delle zone rosse in città. Quindi dove ci saranno controlli specifici delle forze dell'ordine e anche regole, diciamo così, diverse. Esatto, e chiusura dei locali. A Trieste ricordiamo già le ordinanze nella zona di Piazza Perugino, nella area anche davanti alla stazione centrale, e il rafforzamento in diversi momenti dell'anno dei controlli in Piazza Goldoni. Intanto in Largo Barriera la polizia presidia la zona particolarmente delicata in questo periodo. Una viabilità allargata per rendere più fluido l'ingresso in città e nuovi parcheggi sia per i bus sia per le auto sono gli elementi del progetto per il lungomare di Barcola per la parte di competenza comunale, anticipati a Tele4 dal sindaco di Piazza e dall'assessore Michele Babuder.
In attesa dell'interramento a mare, che non si fa in 2 giorni perché deve andare a Roma, passano anni, intanto con Michele Babudera abbiamo deciso di prendere un 2-3 metri all'interno della collina presente sul bordo strada e faremo una cosa molto simpatica e così cercheremo di risolvere quel problema delle file che ogni anno, tutta l'estate a Barcola ci sono le file, più posti auto e naturalmente una corsia in più. Risolvere l'imbuto dell'ingresso alla città nei pressi di Miramare e dotare il lungomare di più parcheggi sia per i bus turistici che per le auto dei bagnanti. Sono gli obiettivi del progetto Comune-Regione per la Barcola del futuro per la parte di competenza comunale, ovvero viabilità, servizi e verde. Alle indicazioni del sindaco, l'assessore alle politiche del territorio aggiunge alcuni particolari. L'assetto viabilistico potrà cambiare conformazione nelle aree che la Regione prevede di allargare verso il mare e soprattutto noi abbiamo studiato comunque un progetto di rivisitazione della viabilità nella parte a monte, quindi in quella che sta più vicino al costone roccioso di Viale Miramare, proseguendo in direzione di uscita della città. Per quanto riguarda la direzione d'ingresso alla città, l'assessore conta di portare in aula la delibera entro la primavera. Prevede che nei pressi della nota Labarda della Costiera venga creato un parcheggio di superficie per gli autobus, che sotto il costone, quindi di fronte a un noto stabilimento balneare o dove adesso c'è un parcheggio arrivando da Miramare sotto, venga creato o progettato, pianificato innanzitutto un parcheggio interrato di modo tale da sollevare il carico di autovetture che intasa quel piccolo vialetto che porta dal bivio fino a Miramare, quindi riqualificandolo. Non ve lo nascondo, c'è la proposta delle terrazze del bivio che io continuo a sostenere da 3 anni passati, se non 4, in ottica di pianificazione. Con Di Piazza nessuna frizione, avanti con le opere per rifare il lungomare di Barcola, così l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro. È stata una premessa, qualcuno ha messo in giro delle voci che sono completamente false di eventuali contrasti, non ce ne sono assolutamente, forse qualche invidioso o qualche teorico del no se pol, ma assolutamente. Il progetto è stato condiviso con il comune, si chiama CORE, Comune Regione, prevede, lo sapete, una parte a mare che verrà leggermente ampliata e poi verrà fatta completamente la costa artificiale come oggi è stato fatto dall'uomo nel corso dell'ultimo secolo, verrà cambiato in maniera di resistere ai cambiamenti climatici e di poter aumentare la possibilità di andare al mare. Quindi una vera e propria rivoluzione in positivo che la popolazione, e presumo anche i turisti, hanno già condiviso e quindi gli atti sono pronti, verranno depositati, la parte a terra compete al comune, quindi il sindaco dovranno decidere come e quando modificare la viabilità. Importante è che il nuovo piano regolatore, cioè la variante del piano regolatore, preveda la possibilità di allargare leggermente la costa artificiale di Barcola per ospitare quelle bellissime insenature che sono il progetto. Poi ovviamente questa è l'idea progettuale, nel corso di quest'anno dovranno essere, oltre che il piano regolatore e la variante, dovrà essere messo in cantiere anche un progetto definitivo. In quel momento si vedranno quali sono effettivamente le opere da fare, quindi i parcheggi, le corsie e quant'altro. Ma questo è un qualcosa che riguarda la parte a terra, la parte asciutta come la chiamo io. Io mi occupo soltanto della difesa a mare e della possibilità che, mettendo in sicurezza tutta la costa di Barcola, a quel punto si possa anche usufruire in maniera migliore per quanto riguarda andare al bagno, come diciamo noi triestini. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, abbiamo l'ispettore Schillani che ringrazio, saluto. Credo ci sia un tamponamento piuttosto importante in zona Galleria Montebello, no ispettore? Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti i telespettatori. Diciamo che le gallerie sono di nostra pertinenza, nel senso che tra la Galleria Sandrinelli e la Galleria Piazza Foraggi ci hanno impegnato 3 mattina. Allora, la notizia di questo incidente è avvenuta intorno alle 12:15, Piazza Foraggi, tamponamento 3, per fortuna
solo danni materiali ai veicoli senza conseguenze alle persone. Eravamo in direzione di Piazza Foraggi, per fortuna tutto si è risolto, i veicoli sono stati rimossi dalla loro posizione, il transito, che è rimasto rallentato per una mezz'oretta, è ripristinato, quindi si transita regolarmente in Piazza Foraggi. Di quello che vedo a telecamere il traffico è scorrevole, quindi la galleria Montebello appunto è transitabile in entrambi i sensi di marcia e è abbastanza scorrevole il traffico su questo punto. Per quanto riguarda invece l'altra galleria, Sandrinelli, è stata riaperta alle 9:20 di questa mattina, diciamo in anticipo di quello che era la previsione, quindi anche lì si transita regolarmente ambo sensi di marcia, quindi ripristinata la viabilità ordinaria fra il Piazza Sansovino e Piazza Goldoni. Naturalmente, come da notizia pubblica, dovrebbe richiudere intorno a febbraio, non abbiamo ancora la data certa, dicono i tecnici una ventina di giorni, quindi attendiamo l'ordinanza. Questo per quanto riguarda il resto della viabilità è regolare su tutta la rete viaria. Ho due note, una che riguarda diciamo la viabilità triestina, la SS 202, da oggi fino al 24 gennaio c'è la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste, siamo dallo svincolo Frigese allo svincolo Valmaura, quindi si transita in unica corsia di marcia, questo dalle 8 alle 18:30 per un cantiere ANAS, quindi fare attenzione, potrebbe esserci dei rallentamenti chi giunge in città. Inoltre ancora una nota per domani, da domani inizieranno il disallestimento degli addobbi natalizi, va da sé che interesserà anche la viabilità perché c'è da togliere anche tutte le luminarie nelle varie strade e quindi fare attenzione alle cantieri, ci sarà un cestello mobile per rimuovere tutte le luminarie, naturalmente quelle che sono nelle piazze non andranno a intersecare la viabilità, quindi non sono di grosso interesse per gli automobilisti. Se non ci sono domande restituirei la linea. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche lei a tutti i telespettatori. Tanto prosegue l'iter per il nuovo centro di raccolta a Giarizzole, il quinto nella città di Trieste, si parla di Acegas. Il centro sarà il più grande della città, oggi il gesto simbolico con la posa della prima pietra. I lavori saranno ultimati ad ottobre. I lavori sono già partiti da 2 mesi circa e sono lavori che termineranno a fine ottobre, quindi siamo confidenti che entro fine anno di essere qui un'altra volta per fare un'inaugurazione poi di questo nostro nuovo impianto. Entrano nel vivo i lavori di Acegas, APS Amga e Comune di Trieste per il nuovo centro di raccolta in realizzazione a Giarizzole grazie ai contributi del PNRR con un quadro economico da 1.400.000 euro. Oggi il gesto simbolico, la posa della prima pietra ad opera dell'assessore alla pianificazione territoriale Michele Babuder. La zona è stata spianata dopo i servizi di demolizione dei vecchi manufatti. L'area coinvolta dal progetto si estende su una superficie di 4.400 metri quadrati e il nuovo centro di raccolta sarà il più grande di Trieste. Quello che sorgerà in via di Giarizzole 45 andrà ad aggiungersi agli altri 4 che sorgono a San Giacomo, Campomarzio, Roiano e Opicina. Sostanzialmente questa era un'area storicamente scoperta perché gli altri 4 centri di raccolta che ci sono a Trieste coprono altre aree, mentre questa che è la zona est sostanzialmente è una zona scoperta. Abbiamo visto che i cittadini a Trieste apprezzano molto i centri di raccolta perché gli altri 4 centri di raccolta danno un contributo per il 20% della raccolta differenziata, quindi questo è sicuramente un servizio che è molto apprezzato e quindi pensiamo che con questo nuovo centro, del quale stimiamo un contributo alla raccolta differenziata del 5%, possa essere quel boost, possa essere quella spinta che poi porti Trieste a raggiungere nel 2026-27 una raccolta differenziata di oltre il 60%. Andiamo a Muggia dove il sindaco Polidori lancia un allarme per la presenza di cinghiali in città e ha firmato anche un'ordinanza che impedisce di dar loro da mangiare. Vediamo l'intervista del sindaco di Muggia. Signor Sindaco, si può parlare di allarmi cinghiali a Muggia? Sì, si può cominciare, anzi si deve cominciare a parlare anche perché è un fenomeno relativamente nuovo, perché abbiamo fatto anche degli incontri con la Forestale dove emerge il fatto che solo da 2 anni a Muggia comincia a esserci un'emergenza. Questo lo si vede anche da tantissime segnalazioni, filmati, si vede anche lungo le strade il fatto che questi animali che si riproducono in modo velocissimo stanno causando danni, quindi
Da una parte c'è un appello che bisogna fare ai cittadini per cominciare a mettere in sicurezza i loro fondi, perché andare soltanto a ridurre la popolazione non si riesce, cioè si riescono a fare soltanto opere di contenimento, ma con la prolificità che hanno questi animali è praticamente una lotta che deve comprendere anche la prevenzione, quindi attenzione a recintare anche sottoterra, quindi no, nel mezzo metro sotto il livello del terreno con reti elettrosaldate, e cominciare a fare prevenzione, perché questa è la cosa più importante. Dopodiché, per quanto riguarda il contenimento, abbiamo parlato con la forestale per iniziative che dovrebbero svolgere sul territorio per la riduzione, anche con l'applicazione, ce ne sono già alcune di gabbie che servono appunto per delle trappole appunto per ridurre il numero di questi animali, ma sicuramente bisogna andare sulla prevenzione, e aggiungo anche il fatto del divieto di dare da mangiare a questi animali. Io adesso predisporrò un'ordinanza, tra l'altro in linea anche come ha fatto il Comune di Trieste, proprio perché l'emergenza sta aumentando, un'ordinanza di divieto assoluto di dare cibo agli animali, e questo dovrebbe, spero, essere un deterrente, quantomeno per far prendere coscienza alle persone di quanto il fenomeno comincia a essere preoccupante, anche per l'incolumità delle persone stesse, perché sono animali con cui non bisogna scherzare, non sono animali domestici, per cui bisogna stare attenti anche al comportamento. Ora parliamo di sport, il futuro della pallacanestro Trieste nelle coppe europee e il presente con la sfida alle Final 8 di Coppa Italia con Trapani. Ne abbiamo parlato ieri sera al Caffè dello Sport con uno dei leader della squadra, Markel Brown. Ovviamente è il momento di tracciare anche un po' un bilancio dopo questa vittoria con Pistoia. My assessment is I feel like that we can play with any team in the championship. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con qualsiasi squadra di questo campionato e abbiamo un buon bilancio nonostante i tanti infortuni. L'importante è stare uniti e stare sani, soprattutto in questa seconda parte di campionato, e potremo sicuramente fare ancora di più. Markel ha giocato in NBA, in Eurolega, poi ha giocato in Russia, in Turchia, in Israele, in Spagna, insomma un po' dappertutto. I think we can hopefully push it to a Euroleague team. Questa è una società che può sicuramente ambire a andare in Eurocup e chissà in futuro anche in Eurolega. Ogni anno bisognerà spostare, diciamo, l'asticella più in alto, c'è un buon gruppo, c'è una buona società, quindi credo che in futuro ci si divertirà con la pallacanestro a Trieste. Markel ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso con Napoli, quindi insomma noi tocchiamo ferro, ma insomma gli chiediamo anche quali sono i segreti per affrontare una competizione, le Final 8, in cui giochi quasi ogni giorno. Non abbiamo niente da perdere, siamo arrivati settimi, ci sono qualificati, dobbiamo prendere ogni partita alla volta tenendo presente di cercare di fare sempre quello che sappiamo fare bene in ogni singolo aspetto, essere molto focalizzati su questo. Chiaramente è un traguardo importante, ce la metteremo tutto. We will play against Trapani, and at home at Palla Trieste was a battle. Yes, it was. It's going to be another battle going into the Coppa. Trapani is a great team, but ci sarà un'altra battaglia, però dice anche che matchiamo con loro, cioè a livello di ruoli, è una squadra contro cui possiamo lavorare e fare bene, quindi non vedo l'ora di essere in campo e provare insomma a batterli. Parliamo adesso di Triestina, la sfida di Luca Fiordilino, centrocampista che ha abbracciato la missione salvezza dell'Unione, pensando però in prospettiva a un futuro vincente nella nostra città. Fiordilino, il tiro da fuori area, Fiordilino! Perché hai accettato una sfida come questa? Perché non è facile dire a gennaio vado a giocare alla Triestina, certo so che è arrivato Tessel, però la situazione di classifica è complicata, quindi bisogna avere grandi stimoli per dire ok, vado, accetto questa sfida. Eh sì, era una sfida che mi piaceva, sono sincero, è stata anche la mia famiglia a convincermi di venire qua, perché comunque è una sfida molto importante. Io credo che secondo me la Triestina in questo momento ci dobbiamo salvare, perché è la verità, cioè,
la classifica parla chiaro, quindi dobbiamo salvarci, però secondo me in futuro si può fare bene. Che visione hai, essendo arrivato, diciamo così, a stagione in corso e avendo anche più obiettività magari rispetto a noi, che obiettivamente abbiamo visto una rivoluzione copernicana, cioè praticamente dal bianco al nero tra quello che vedevamo prima della Triestina e quello che vediamo oggi? C'è stata una svolta incredibile. Io sì, ho giocato tanti anni in Serie B, ma sono partito anche dalla C, ho fatto 2 anni in C e so cosa significa giocare in Serie C, e se non vai, come ti ripeto, con la testa giusta anche in questi campi rischi che fai brutte figure. È vero che la Triestina era proiettata a vincere il campionato, tra virgolette, però se si ritrova in questo momento lì delle cose sono state fatte male, quindi bisogna svoltare e bisogna farlo al più presto possibile. Ti chiedo subito una parola proprio sull'autore dei gol, Marco Olivieri, perché insomma credo sia molto importante trovare un punto di riferimento in attacco. Devo dire che anche l'Azraq ha segnato 2 gol, è arrivato Udo e anche lui è andato subito in gol, però lì davanti veramente si è sbloccato qualcosa, e avere un giocatore, credo che oltre a segnare anche questa voglia di dire prendo io la palla, vado io sul dischetto, non è da poco, perché vuol dire che c'è grande convinzione, no? Sì, certo, Marco io lo conoscevo anche a Venezia perché per un periodo ci siamo allenati anche lì insieme. È un giocatore importante che ci darà sicuramente una mano, ha tanta esperienza anche lui, quindi è normale che si prenda delle responsabilità, ma lui se le prende volentieri perché sa che è un giocatore per noi troppo importante. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi, abbiamo altri servizi. Rientriamo in studio, la conferma arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La cabinovia Mare Carso di Trieste è stata finanziata. L'assessore Bertoli, mantenuta la promessa fatta dal ministro Salvini. È arrivata la notizia che il ministro Salvini, e lo dico con grande piacere anche il segretario della Lega, ha mantenuto la parola e l'impegno che aveva preso. Tutta la soddisfazione dell'assessore al bilancio del Comune di Trieste, Everest Bertoli. Le coperture per il finanziamento della cabinovia ci sono. Pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna al Comune di Trieste gli oltre 48 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento cabinovia metropolitana Trieste-Portovecchio-Carso. È un punto molto importante e, come avevamo da tempo detto, insomma, la cabinovia è sempre stata finanziata. Attendiamo gli ultimi passaggi formali e burocratici, insomma, da parte di altre amministrazioni per avviare un'opera che diventerà un simbolo e rappresenterà qualcosa di unico, univoco per Trieste nel panorama nazionale ed europeo. Era stato lo stesso ministro Matteo Salvini ad assicurare l'esistenza delle coperture finanziarie per la realizzazione dell'opera durante la visita a Trieste lo scorso 4 dicembre. Esattamente un mese dopo, il 4 gennaio, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patonelli, aveva dichiarato che invece tale finanziamento non era mai stato previsto e che non ci fosse alcuna certezza sui fondi. Dopo la notizia di oggi, l'assessore Bertoli si concede una stoccata all'ex ministro pentastellato. Ahimè, troppi politici del centro-sinistra in questa città giocano allo sfascio e al mancato realizzazione delle opere che sono e rappresentano il futuro della città, e mi dispiace, per l'ennesima volta vengono smentiti, evidentemente, e lo dico con grande affetto per il mio caro amico Patuanelli, l'ex ministro non sapeva leggere il bilancio dello Stato. C'è stato un presidio ieri in Piazza Unità per le lavoratrici della Tirso. Si sblocca intanto il pagamento della cassa integrazione arretrata, mentre l'ipotesi di una situazione che vede coinvolta una realtà imprenditoriale veneta è accolta con una certa freddezza. La comunicazione del prefetto arriva tramite il segretario provinciale della CGIL Massimo Marega. Gli operai, nella maggior parte donne della Tirso, la cassa integrazione di novembre sarà versata entro il 21 gennaio, quella di dicembre entro il 24 gennaio. La notizia però poco ha scosso gli animi delle persone presenti stamani in Piazza Unità. Il presidio era stato indetto proprio per sottoporre al prefetto la situazione dell'azienda e di chi vi lavora. Io personalmente ho ricevuto l'ultimo stipendio, che sarebbe la paga di ottobre, il 3 di dicembre, alcuni addirittura un paio di giorni prima di noi. Io l'ultimo versamento, come la maggior parte dei miei colleghi, l'abbiamo avuto il 28 di novembre,
da parte dell'INPS. Non puoi muoverti, non puoi comprarti da mangiare, se non hai qualcuno che ti aiuta non puoi fare niente, non ti metti neanche in macchina, non so, per andare a farti un giro perché non puoi, perché non hai soldi, perché la macchina consuma benzina e non puoi metterti la benzina perché non hai soldi, non puoi dare da mangiare ai fioi, non puoi comprarli un giubbotto, non puoi fare niente se non hai qualcuno che ti aiuta. Chiami l'INPS qui di Trieste, non sanno niente, dicono che è tutta colpa di Roma, qua è tutto un scaricabarilli, però la gente è 2 mesi e mezzo che attende lo stipendio. Fra l'altro, in questi giorni si è fatta sempre più insistente la possibilità che la questione si vada a risolvere con l'ingresso di un imprenditore veneto, eventualità data al 99% dal presidente regionale di Confindustria e che tuttavia viene accolta non senza una certa freddezza. E speriamo che qualcuno ci aiuti e che ci dia delle risposte concrete, perché alla fin fine sono solo chiacchiere e di chiacchiere qui non si mangia alla fin fine. Abbiamo visto la dichiarazione rilasciata dal presidente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia, sembra che a suo dire al 99% ci sia una risoluzione, attendiamo naturalmente di essere chiamati al tavolo perché poi se auspicabilmente ci sarà una risoluzione vogliamo capire anche i contenuti di quella risoluzione. Non sarà come 3 anni fa. Angelo D'Adamo, presidente provinciale di Federconsumatori, guarda con preoccupazione agli aumenti delle bollette dell'energia, ma non prevede gli tsunami del 2022 e illustra un accorgimento per tutelarsi. Sono previsti senz'altro aumenti, come c'è stato anche per il mercato tutelato nell'ultimo periodo, che per il prossimo trimestre comunque c'è un aumento dell'energia elettrica del 18%. E questo comunque naturalmente poi comporterà a strascico una serie di aumenti, per cui diciamo che quello che abbiamo all'orizzonte è senz'altro non positivo. Il presidente di Federconsumatori Angelo D'Adamo non ha dubbi, la madre di tutte le battaglie che da qui a qualche settimana si dovrà tutti affrontare è rappresentata dall'incremento delle bollette dell'energia e in vista di un periodo che si annuncia preoccupante vi è un unico aspetto non negativo e riguarda il raffronto con quanto accaduto un paio d'anni fa. Siamo in salita, però non credo che si arriverà al picco che abbiamo avuto nel 2021-2022. In ogni caso, a fronte di una serie di interlocuzioni con il governo per agire su alcune voci delle bollette, Federconsumatori, che già immagina di fornire assistenza ad un numero importante di cittadini, individua un accorgimento da sottoporre a tutti. L'accorgimento particolare è intanto cominciare a utilizzare meglio internet per fare i raffronti e i confronti. Ecco perché tanta gente ci rendiamo conto che al primo che gli offre un risparmio di chissà che natura cede, quindi acconsente e poi invece la realtà è tutt'altro. Ecco, quindi questo è il primo dato, informarsi bene prima di fare una scelta e non accettare in maniera passiva le proposte che gli vengono propinate. Ecco, appunto. È tutto, ci vediamo alle 17.55 con Trieste in diretta, poi alle 19.30 con l'edizione della sera del telegiornale. Buon proseguimento, buon pomeriggio e più tardi.